Il dato di contagiati è 98 contagiati, però è bene dire che è un dato positivo per noi, assolutamente positivo, perché abbiamo avuto un incremento minimale rispetto a ieri di 10 unità, il che significa che questi 98 contagiati sono, prima di tutto, più della metà sono asintomatici, sono persone che semplicemente sono positive ai famosi tamponi fatti, abbiamo fatto 5.300 tamponi. Dall'altro c'è l'altro dato super positivo, che non abbiamo in questo momento una crescita esponenziale come prevista dagli algoritmi, ovvero sembra che il contagio sia un contagio sufficientemente circoscritto in questo momento. Questo ci fa ben sperare, prova ne sia che vorremmo anche tornare velocemente alla normalità revocando l'ordinanza, o meglio non reiterando più l'ordinanza che scade domenica. Adesso vedremo di capire, fermo restando che poi c'è bisogno sempre di fare un presidio sanitario, prova ne sia che qui anche l'assessore vi darà anche un aggiornamento sul fronte dei pazienti che abbiamo in cura. Io penso che le scuole possano tranquillamente riaprire per quel che ci riguarda, a meno che non ci sia la comunità scientifica che ci dice che ci sia un pericolo incombente. Poi è pur vero che, vorrei ricordarlo, che questa è un'influenza, anzi scusi, è una psicosi mediatica a livello internazionale, prova ne sia che dopo poche ore dai casi veneti e lombardi eravamo su tutte le home page e su tutti i giornali a livello internazionale.